Parliamo di questo convegno che si terrà giorno 11 alle 16:30 presso Casa San Filippo. La società Agrigentina di Storia Patria, fondata nel 1964, è sempre stata una società diciamo, culturale di grande prestigio che ha sempre tenuto alla confezione di convegni di altissimo rilievo. Bisogna sottolineare che fra i fondatori c'è stato Leonardo Sciascia, il che ci ha dato molto orgoglio, ma un peso eccellente, un peso diciamo, di grande entità da poter sopportare e poter diciamo, rendere degno questo grande nome. Il convegno che abbiamo organizzato è molto attuale, è un convegno su una tematica che si conduce da secoli fra quello che è il sentire della gente e quelli che sono gli esiti delle sentenze giudiziarie. Il che provoca praticamente la formazione di due corpi distinti, di due masse di pro e di contro riguardo i grandi temi della società, i grandi temi della giustizia, i grandi temi della sensibilità personale, che portano diciamo, a una forma di quella che Uta Frith, una grande diciamo, specialista nello studio dell'autismo, ha definito autismo sociologico. L'autismo sociologico è qualcosa di straordinariamente puntuale, perché lei immagina una grande espressione di natura scientifica, che sono due bambini che corrono attorno ad un tavolo. Due bambini che attorno a un tavolo autistici, cosa fanno? Uno diciamo, gira attorno al tavolo incessantemente fino allo stremo in senso orario, e l'altro fino allo stremo incessantemente e con grande diciamo, impegno gira in senso antiorario. Queste due realtà non si incontreranno mai, perché chiaramente i bambini dopo un'esperienza del genere non avranno nessuna voglia di parlare fra loro. Questo succede attualmente fra blocchi sociali che assolutamente non dialogano, sono convinti da grandi barriere ideologiche a non dialogare col prossimo, a non dialogare con l'avversario politico, che diventa un grande nemico. Uta Frith questo lo ha delineato con grandissima precisione e lo ha diciamo, specializzato e ha dato un fuoco diciamo, molto speciale su questa situazione che sta vivendo l'Italia attualmente. Dottoressa Guarneri, ecco, la vostra associazione è sempre attenta a queste problematiche sociali? Sì, certo, e in questo diciamo, incontro che è stato organizzato dal dottore Zanini si parlerà proprio di questo accanimento mediatico nei confronti di una determinata persona, di un determinato soggetto, e a volte questo accanimento porta a far sì che l'individuo che è stato diciamo come dire, colpevolizzato perché autore, o quantomeno si reputa autore di un evento criminoso, viene additato viene portato alla gogna, viene additato e prima ancora che ci possa essere un processo giudiziario viene già sommariamente accusato e quindi portato alla gogna. Tutto questo perché a volte, ecco lì la patologia diciamo del giornalismo, invece di riportare la notizia sic et simpliciter, quindi la notizia cruda così com'è, asettica, apolitica, ci viene ad aggiungere qualcosa che induce l'opinione pubblica e quindi mezzi televisivi, televisione, social network e quant'altri ad indicare quell'individuo già come colpevole, e purtroppo sia nei tempi passati che a tutt'oggi di questi fenomeni ce ne sono tanti, di questi casi ce ne sono tantissimi. Ricordiamo gli ospiti magari? Le ricorda magari il dottore Zanini? Allora, come ci sono i saluti di Prammatica, il dottore Cardinale, il nostro presidente,
c'è il questore di Agrigento che ci onorerà della sua presenza, e fra i relatori abbiamo Mario La Loggia, Carmelina Guarneri. Mario La Loggia, il cui nonno è stato vittima appunto sì, di un accanimento mediatico. Sicuramente. Poi ci saranno Adagisa Monreale, Patrizia Camera, Patrizia Nicastro, e alla fine, diciamo, io in un certo senso saluterò gli intervenuti e li ringrazierò.